Questa è una comunità unita e tirare sui soldi come che so fanno più o meno. Eccoci qua arrivati alla fontana Tarabin. Siamo qua con Gigi MTB. Oggi giornata fresca, è il momento del rifornimento e poi si riparte. Cerchiamo di stare sulla traccia perché la neve è abbastanza dura. Veramente un consumo di energie esagerato. Poi io con i copertoni grossi faccio Da qua si possono vedere le antenne di Castaldia, quindi siamo già a quota 1050. Qua la cavalcata sta iniziando a diventare sempre più difficile. Qua si vede la galleria. Gigi ormai è esperto della neve, bisogna restare in equilibrio. Sembra facile ma non lo è. È bella alta qua. Anche queste tavole non è più in fila via tantissimo. Tieni 2 persone, sì. Sì, sembra di sì. Bello. Bello, bello. E qua puoi osservare tutti gli animali che vuoi tranquillamente col binocolo, con il teleobiettivo. Andiamo al giro. Sto avendo un dispendio di calorie molto elevato. Appena arrivati in Piancavallo dobbiamo fare rifornimento. Non dovrebbe mancare molto. Qui l'equilibrio risulta essere fondamentale. Ci siamo quasi. Eccoci. Siamo arrivati. Ora andiamo di qua a destra verso il centro cittadino. 11:42, 1 grado e siamo arrivati qua in centro. Ora vediamo di fare un po' di rifornimento calorico. Si sta anche bene come temperatura, pensavo peggio. Eccoci qua all'angolo di Jasmine, andiamo a fare rifornimento. Sono già stato qua io. È già stato. Ah, sei già stato? Sì, sì, si ricorda. Non mi ricordo, no, mi dispiace. E allora basta. Eccoci qua al calduccio. Al calduccio, è freddo adesso. E buon appetito. Buongiorno. Dopo aver fatto un po' di sosta qua da Jasmine, adesso ripartiamo. E l'una, abbiamo mangiato, bevuto e si riparte. Wow, ci sono già 7 gradi. E ora proviamo a salire verso la dorsale. Ora possiamo dirlo, scenario apocalittico, scenario lunare. Bellissima vista sulla pianura, c'è un po' di foschia però. Ripartiamo. Abbiamo il sole contro, giornata stupenda, neve direi che tiene bene. Ci sta. Procediamo così, che dici? Mamma mia come scalda il sole. Si sta molto bene adesso. Davanti a noi abbiamo solo un lungo rettilineo. C'è un silenzio assordante. Nel frattempo Gigi si è messo smanicato. Wow, bellissimo.
Guarda che vista. Wow. Stupendo. In questo momento siamo a 1385 metri di altitudine. Appena. Mi pareva aver fatto il doppio. Siamo esattamente sopra la Val Croda. Sì. Quello che è questo ghiaione qua sotto. La Val Croda, il Cunat, poi qua le Stue. Sì, qua dovrebbe essere le Stue. E qua la sorgente del Cunat. Là la Lobbia. Ecco lì Malga Campo che si intravede. Dobbiamo arrivare lì. Saranno ancora 2 tornanti, credo. Tra poco avremo un po' di vento. Inizia ad alzarsi l'aria. Eccoci arrivati a Malga Campo. Qua c'è la webcam.